adesso il commento di Marina Breccia. Sì, buongiorno. Rapidissimamente ringrazio tutti per questa preziosa giornata. E per porre due quesiti, uno a Paul Denis e uno a Alberto Semi. Il primo riguarda il fatto che nella sua relazione Paul Denis, parlando della reazione terapeutica negativa, sottolineava la presenza di un sovraccarico economico. Ecco, mi chiedevo se accanto alla parola controagita si possa pensare anche a un silenzio controagito. Penso a una situazione clinica rapidissima, insomma, in cui un paziente psicotico entrava nello studio, andava nel bagno, si chiudeva nel bagno e faceva uno screaming. Lui era un appassionato di heavy metal. Poi entrava nella stanza, mi guardava e andava alla chaise longue. Questo è durato per alcune settimane. Mentre succedeva questo, io sentivo un'inquietudine, una certa tachicardia che attribuivo da un lato alla preoccupazione, dall'altra a un desiderio come di parola, ma un desiderio che poteva aspettare. Dopo mesi il paziente mi ha detto che lui è riuscito a parlare perché io stavo in silenzio. Quando lo faceva a casa, perché il bagno era l'unica stanza con la chiave, la madre lo aspettava fuori con le mani nei capelli e esprimendo la sua disperazione. Ecco, mi sono chiesta se questo silenzio era proprio un'esperienza controattitudinale alla possibilità di un investimento su una soggettivazione della parola che modulava questo sovraccarico. La domanda che faccio invece ad Alberto riguarda quella frase di Freud sul bisogno di intendersi come una necessità di un bisogno insoddisfatto di uno dei due. Ecco, mi chiedevo se è sempre di uno dei due o se in qualche modo possiamo pensare che il bisogno di intendersi riguardi anche l'analista e probabilmente con equilibri economici diversi. Penso al fatto che Oulagnier parla molto spesso di intendere, parla dell'inteso più che del compreso e mi chiedevo appunto se nell'intendere c'è proprio una tensione verso qualcosa in cui l'analista è in qualche modo responsabile di questi equilibri, anche qui di modulare il rischio di un sovraccarico, perché ogni intendere implica un equilibrio economico sempre molto precario e instabile. Grazie. Oui, c'est l'exemple de ce patient qui va hurler dans les toilettes. C'est assez extraordinaire, hein, ça n'est pas si fréquent. Et votre attitude a certainement été excellente. Du reste, la suite de l'analyse l'a montré. Hein. Vous n'avez pas répondu à sa provocation. Hein. Vous étiez pris à partie. Il espérait que vous vous plaindriez, que vous fassiez ce que faisait la mère, que la mère soit désespérée de le voir se comporter de cette façon dans la salle de bain. Et vous n'en avez rien fait. Et en même temps, vous n'aviez pas, je crois, les moyens sur le plan verbal de dire quelque chose à ce moment-là de la cure. C'est sans doute venu après. Mais la façon dont votre silence a finalement contenu son excitation s'est avérée parfaitement suffisante. Hein. C'était j'allais dire un silence éloquent. Io potrei... No, posso rispondere? Sì, sì. No, io potrei dire a Marina Breccia che io ho un'esperienza singolarissima che non considero analitica ma considero umana, diciamo, di una paziente che per 15 anni, 18 anni è venuta e
solamente a casa mia a prendersi alle 8 di sera del giovedì, me lo ricordo ancora, una pastiglietta. La condizione per cui lei potesse venire era che io stavo zitto. Aprivo la porta, salutavo, la signora arrivava, trovava il bicchiere d'acqua, prendeva la sua pastiglietta e salutava e se ne andava. La persona naturalmente prima aveva fatto dei gravissimi tentativi di suicidio e aveva un delirio persecutorio fiorente all'inizio. Dopo io non sapevo esattamente che cosa fosse successo, solamente a un certo punto un figlio che nel frattempo era cresciuto, perché io a volte veniva con i bambini di 2 o 3 anni e dopo invece i bambini naturalmente erano cresciuti, solamente un figlio, dopo aver fatto l'esame di maturità, mi incontrò per strada e mi disse: dottore, dice, sa che noi pensiamo che sia un miracolo il fatto che mia mamma è guarita da quando viene da lei e non parlate e non dite niente. Ecco, cos'era successo lì? Verosimilmente il mio silenzio, che la signora a un certo momento ha, come dire, verbalizzato, nel senso di dire lei è stata l'unica persona che mi ha rispettato. Ecco, quel mio silenzio evidentemente ha consentito a lei di fare delle operazioni che io non potevo vedere e che pure le hanno consentito di avere una vita di relazione abbastanza decente, per cui i figli sono potuti crescere, diciamo. Questo è stato un punto che a me ha sempre molto colpito. Anche i miei figli, quando il giovedì sentivano suonare il campanello, dicevano: "Ah, è la signora della pastiglietta". Vabbè, questo però per il punto primo. Il punto secondo invece sul bisogno di intendersi. Sì e no, cioè io credo che ci sia un bisogno innanzitutto di uno e che ha il bisogno di uno debba rispondere, deve esserci una risposta di un altro. Dell'altro che può avere la rappresentazione del proprio bisogno, delle proprie vicende di bisogno, ma che magari non lo sperimenta in quel momento lì. Nella relazione analitica, viceversa, ecco, lì succede che l'analista non può non provare in qualche maniera anche lui questa dinamica e che allora l'intendersi diventa un qualche cosa di, come dire, di più simmetrico, diciamo, ma sempre con un livello di asimmetria, credo, notevole. Patrizia Paiola. Forse potrei anche ricollegarmi a quest'ultimo esempio di Alberto Seni. Per le mie domande, una rivolta a Paul Denis e una rivolta ad Alberto Seni, che qui ringrazio di nuovo perché mi sembra che con le loro relazioni abbiano posto questioni davvero particolarmente pregnanti, interessanti. A Paul Denis volevo chiedere questo suo, mi è sembrato particolarmente importante questo suo focalizzarsi sull'aspetto economico e senza trascurare, direi, l'aspetto topico, però integrandolo, ma stabilendo quasi una preminenza in certi momenti del significato dell'aspetto economico, specialmente quando siamo in situazioni in cui si ripresentano quei microtraumatismi destabilizzanti, di cui però, che sembrano cose da poco ma nella relazione analitica, ma che vanno, secondo me, considerati, colti, no? Fino agli aspetti più
critici e più catastrofici, per arrivare a quelle, alla parte finale poi della sua relazione, ai momenti più rischiosi dove ci sono vere e proprie disorganizzazioni. E a questo punto mi veniva in mente qualcosa che Paul Denis ha scritto, non in questa relazione, ma a proposito del dolore, in un suo testo. Quello che lui ha descritto come le strutture dissipative. Ne ha parlato, per esempio, a proposito magari di certi momenti della vita individuale, come può essere per esempio l'adolescenza, no? Come momenti in cui diciamo, l'incontro con un oggetto ha la funzione di fermare, perché si tratta di una struttura comunque, di fermare una disorganizzazione caotica, come dire, forse di fissare un momento organizzato all'interno di una disorganizzazione, quindi un punto di fissazione, ma anche un punto da cui può ripartire una forma di organizzazione. Questo è il bello, è la cosa più importante, bisognerebbe capire come questo può avvenire, anche perché Paul Denis ha messo in relazione queste strutture dissipative anche con il trattamento analitico, e allora mi interessava capire se c'era questa relazione e come poteva essere, se Denis poteva dirci qualcosa in più a questo proposito oppure no, insomma, se invece ho sbagliato e sono andata in una direzione del tutto incongrua. E ad Alberto Semi volevo chiedere se possiamo parlare di relazione d'oggetto e di che tipo di relazione d'oggetto in rapporto al Nebenmensch e soprattutto al modo in cui il rapporto con il Nebenmensch avviene, c'è un rapporto forse più basato su identificazioni, proiezioni di questo essere umano prossimo, no? Che quindi deve avere, diciamo, delle capacità o delle qualità. Ecco, forse in questo senso le due domande, sia quella di Semi sia quella a Paul Denis, hanno a che fare forse con la qualità dell'oggetto, perché anche quella Paul Denis riguardava anche questo aspetto aleatorio, no? Dell'oggetto, l'aspetto contingente dell'oggetto, specialmente dell'oggetto che ti consente di fermare questa disorganizzazione e di bloccarla momentaneamente in una struttura magari dissipativa, però questo oggetto, per quanto così aleatorio, anzi forse l'aleatorietà dell'oggetto, contiene in sé una sua forza, insomma, e questo forse è importante, una qualità oggettuale importante. Oui, la question de la qualité de l'objet est évidemment quelque chose de tout à fait important. Et ça rejoint ce que disait Alberto Semi à propos de l'attitude de l'analyste qui peut entraîner une maladie de la cure psychanalytique. Alors, l'idée de structure dissipative vient de Sylvie Faure et Georges Pragier. Ils ont emprunté cette notion-là à la physique. Si vous avez une énergie, vous introduisez de l'énergie dans un système, eh bien, cette énergie-là, elle va provoquer quelque chose. Si elle ne provoque pas quelque chose de structuré, eh bien, elle va avoir tendance à se dissiper. Mais si elle se fixe d'une manière un peu aléatoire, elle va organiser ce qu'ils appellent une structure dissipative, c'est-à-dire que c'est une sorte de structure qui se forme pour absorber le trop-plein d'énergie. C'est ça, là, au fond, la structure dissipative, c'est ce qui se forme pour absorber un trop-plein d'énergie.
Alors, effectivement, au cours d'une cure analytique, quand il y a des éléments de surcharge économique, eh bien, on voit apparaître des structures dissipatives. On peut voir un patient, par exemple, qui se met à fréquenter les prostituées. On peut voir un patient qui se met à consommer une drogue quelconque. On peut voir aussi quelqu'un qui se met tout d'un coup à être hypocondriaque et à se fixer sur l'idée qu'il est malade. C'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce d'organisation d'un investissement, mais qui ne sera pas un investissement producteur, constructeur de quelque chose de psychique, mais qui sera au fond une espèce de quantité d'énergie retirée au fonctionnement psychique normal pour être, j'allais dire, jeté à la poubelle, mais presque, si vous voulez, ou mis de côté, sans que ce soit positif. Alors, au cours d'une cure analytique, il faut être très attentif à ça. Et quand on voit le patient tout d'un coup qui se met à s'intéresser à des choses trop éloignées ou à des choses qui pourraient à la limite être nocives pour lui, il faut se dire que l'on ne lui a pas apporté de quoi investir quelque chose qui l'aiderait à se réorganiser et à se reconstruire. Et c'est en ça que des interventions comme celle de Paulette Letarte, par exemple, sur l'histoire des coussins que la patiente aurait pu attraper et jeter en l'air, est une très bonne manière de faire. C'est-à-dire qu'elle permet à la patiente d'investir des représentations au lieu de se ruer dans un passage à l'acte. Et je crois que cette façon de fournir un support représentationnel à l'investissement du patient, c'est tout à fait du même ordre que ce que font les mères quand elles racontent des histoires, quand elles racontent un conte à leurs enfants. Et ces éléments, le transfert latéral, on peut dire que c'est quelquefois une structure dissipative. Ça ne veut pas dire qu'il faut lutter contre les transferts latéraux. Ça peut être au contraire une très bonne chose qu'il y ait un transfert latéral qui équilibre sur le plan économique dans la mesure où c'est un investissement d'une personne et que la qualité de la réponse de cette personne est bonne. En revanche, s'il s'agit d'aller dans un club de flagellants flagellés pour se faire rosser une fois la semaine ou 3 fois la semaine, eh bien, ce n'est pas quelque chose de favorable et c'est un transfert latéral qui est plutôt nuisible au patient qu'il ne pourrait lui être utile. Enfin voilà, en tout cas, merci de votre question. No, credo che stiamo girando molto attorno a questo aspetto, questa faccenda della componente economica, perché credo che questo abbia a che fare anche proprio direttamente con un rischio della situazione clinica attuale, cioè che noi possiamo sempre trovarci nella situazione del buon paziente, diciamo, falso, che porta poca energia, che fa dei discorsi, che racconta le sue vicende, ma che fa scarse associazioni e via di seguito. E allora ci chiediamo dove nasconde lui la sua energia. Mentre in analisi è necessario che ci sia un certo livello di eccitazione che corrisponde a un certo livello di economia dentro al paziente. Questo credo che sia fondamentale, che noi ci ricordiamo sempre dell'aspetto economico anche per chiederci qual è il livello di eccitazione giusta, di energia libidica giusta che sta girando nella relazione analitica. Questo mi pare un punto assolutamente fondamentale. Ma qui vengo a me, diciamo, quando Patrizia Pajola chiede se possiamo parlare di relazione d'oggetto in rapporto al Nebenmensch. Lì io credo che proprio stiamo osservando la possibilità che una relazione si sviluppi, ma che al momento
che ci sia un momento in cui ci sono due individui, ma uno solo in condizioni di bisogno, e che solamente questo abbia la possibilità di stabilire una relazione. Stabilire una relazione al primo momento puramente di bisogno. Subito dopo, se c'è una risposta dal prossimo, ecco, allora può cominciare a formarsi una relazione d'oggetto. Ma non credo che sia una cosa tutto d'un colpo, credo che occorra del tempo e credo che sia un aspetto che poi si può riprodurre anche durante all'inizio dell'analisi, o peggio a metà dell'analisi, e che si possa arrivare improvvisamente a capire la difficoltà di stabilire appunto delle relazioni. Salvatore Russo. Totò devi... Ecco, mi sentite? Sì, bene. Allora, io vorrei fare delle domande a Denise, non perché non abbia apprezzato gli italiani, che però conoscendo so che a queste domande mi danno già delle risposte che non è che siano ovvie, sono tutte aperte. Però a Denise vorrei porre delle domande che riguardano la fede nella psicanalisi, cioè se la psicanalisi è uno strumento efficace di cura, ovvero se è una Weltanschauung che, come direbbe Alberto, dà un senso all'esistere. Ovviamente qui siamo in piena filosofia, o se volete teologia, o se volete antropologia culturale, insomma dite quello che volete. Però io volevo dire a Denise che io sono ormai di una certa età, incomincio a perdere colpi, c'è anche l'Alzheimer con gli anni, non sempre si ricorda bene tutto e ci si può confondere perfino tra un paziente e l'altro. Per molti anni però ho lavorato come psichiatra, benché sia anche, forse, qualcuno dice psicanalista, e ho anche esperienza di neuropsichiatria infantile, ho fatto anche quella specialità. Devo dire che questo aspetto di una neutralità, di una anaffettività o indifferenza dello psicanalista, io lo ritengo una chimera, cioè è impossibile per lo psicanalista rimanere indifferente di fronte alla contraddizione che c'è tra un corpo che è prepotentemente fisico e biologico, come ha ben detto anche Alberto, e delle istintualità o delle pulsioni non rappresentate o preverbali, parliamo del neonato, del bebè, che se trasportate nell'età adulta diventano distruttive non solo per il setting, ma anche per la stessa vita dell'analista. Se io potessi parlare con Freud, che ahimè è morto e non ci può rispondere, ma chiederei a Denis, come suo, mi pare esperto portavoce, professore sicuramente, che mi può insegnare ancora molto. Io non sono una falsa lepre, io sono una lepre vera e se mi prendono mi ammazzano col cavolo che sono falsa. Io ho una collezione di coltelli di pazienti che nel servizio psichiatrico hanno cercato di uccidermi, psicotici naturalmente, forse non analizzabili, però io credo che come analista, attraverso un lavoro d'equipe, ho potuto anche cercare un senso di queste relazioni. Allora ancora, come si può rimanere indifferenti di fronte a un bambino o a un adulto che si fa del male e che visibilmente davanti ai tuoi occhi, non dico che si faccia una pera, cioè una iniezione di eroina, ma per esempio sbatte la testa contro il muro alzandosi dal lettino, oppure si mette accovacciato in fondo al lettino
e dice che tu lo influenzi perché è allucinato. Ovviamente uno dice, beh, lo mando dallo psichiatra. L'altra ipotesi è la psicosi non è analizzabile. In realtà Freud ha analizzato fior psicotici, sia pur con tecniche che erano ancora infieri e senza le conoscenze neuropsicologiche che abbiamo noi. Allora, siccome mi pare che proprio Patrizio Campanile ha trattato molto di questo, cosa si può fare dell'odio, della paura di morire o di essere ucciso? Perché, come direbbe Alberto Semi, c'è bisogno di pensare. Io non riesco a pensare se ho paura, se non sono in tranquillità. Forse c'è anche una idealizzazione del transfer di base, perché il transfer in fondo esiste anche fuori da un contesto psicanalitico e il transfer laterale sono d'accordo che non va interpretato subito, se no non funziona. Però è anche bisogna avere attenzione perché in fondo il controtransfer negativo è molto più insidioso del transfer negativo. Ecco, io volevo sapere cosa fare quando c'è una visibile falsificazione della realtà da parte del paziente che ti racconta palle, che dice che lui non si droga e tu lo vedi che non sta in piedi perché è drogato, o lo psicotico che commette reati. Mi ricordo che c'era uno scritto di Musatti, Cesare Musatti, il nostro vecchio padre analista, che si domandava se doveva prendere i soldi da uno che era in analisi da lui ma che rubava, erano soldi rubati. Cioè c'è anche un problema etico di responsabilità di fronte a un adulto che è un po' bambino. Ecco, chiedo scusa, io mi sento un nano di fronte a dei giganti come Denis, Semi, forse Campanile e tutti quelli che hanno parlato, però potrei essere anche un nano bambino e se io perdo la mia dimensione infantile credo che sia l'ora di morire. Un'ultima cosa, l'assenza e la morte sono due cose diverse, i morti non ritornano. Tu puoi spiegare a un bambino quanto vuoi che la mamma non c'è, ma il gioco del rocchetto non funziona con la morte. Grazie, scusate. Paul, c'est à toi. Je voudrais bien être un nain aussi expérimenté que Salvatore Rousseau, hein, qui nous explique à quel point il a une expérience considérable hein, et qui dépasse de beaucoup celle de pas mal d'entre nous. Hein, et toutes les situations qu'il a évoquées, en particulier les situations dramatiques qu'il a évoquées, nous en avons connu certaines, mais sans doute pas autant que celles qu'il raconte avec beaucoup d'éloquence. Alors, d'abord, je crois que cette question de l'indifférence ou de la neutralité, le mot d'indifférence, il y a une querelle de traduction, hein, mais la traduction par neutralité est finalement assez bonne. La neutralité, ça consiste à ne pas ajouter de l'excitation à l'excitation même du patient. C'est ça la neutralité, c'est fournir au patient au mieux les moyens d'investir quelque chose et de voir son excitation diminuer, mais ça ne consiste sûrement pas à lui envoyer des interprétations sauvages et à répondre d'une façon qui augmente son excitation. Hein, le patient de Patricia qui hurlait dans la... Enfin, non, pardon, je confonds les noms, pardonnez-moi, hein, mais le patient qui hurlait dans la salle de bain, il aurait été très facile de ne pas être neutre, c'est-à-dire de se comporter comme faisait sa mère, hein, et de se plaindre du bruit qu'il faisait, et d'engager avec lui une sorte de relation sadomasochique qui aurait été une relation d'objet qui n'aurait rien construit. Et le silence a été quelque chose qui a été bénéfique à ce moment-là pour ce patient. Il n'est pas possible d'être indifférent à un certain nombre de situations. Et c'est tellement vrai que quand on voit arriver un patient dans un état épouvantable et qu'il est tout à fait suicidaire, eh bien on se comporte comme un ami et on
on s'arrange pour qu'il soit hospitalisé dans une clinique de façon à être mis à l'abri d'une tentative de suicide que l'on pressent comme immédiate. C'est-à-dire que les limites de la neutralité sont très vite atteintes. Et la neutralité ne veut pas dire l'indifférence affective. Dire si on était indifférent sur le plan affectif avec un patient, eh bien, on serait incapable de lui apporter quoi que ce soit. Ça rejoint ce que disait Alberto Semi tout à l'heure sur le fait qu'il faut un certain degré d'excitation, un certain degré d'affect entre le patient et l'analyste. Simplement, il y a des situations où on ne peut pas se comporter simplement d'une manière neutre, et en particulier avec les enfants. Et quand on écoute des comptes rendus de psychothérapie d'enfants, eh bien, on se rend compte que très souvent, ce sont des histoires d'une relation affective extrêmement intense, réciproque, entre le petit patient et son analyste. Beaucoup de ces séquences de psychothérapie psychanalytique des enfants sont des histoires d'amour qui nous sont racontées, beaucoup plus que ce qui se passe dans une cure d'adultes, où la dimension affective a été relativement moindre. Et l'indifférence totale et la neutralité totale ne veulent rien dire. Et c'est très douloureux d'ailleurs pour les patients. C'est ce que raconte très bien Kohout dans ses expériences avec des analystes qui, à une certaine époque, voulaient être complètement extérieurs et regarder les choses d'une manière totalement objective, comme le chirurgien regarde son champ opératoire. Non seulement c'est pas possible, mais c'est nuisible. Et Béla Grimberger raconte qu'il était sur le divan de Nacht et que Nacht avait cette ambition d'être extrêmement neutre comme ça. Et alors un jour, Grimberger racontait ça très bien avec son accent inimitable et chaleureux, comment un jour il demandait de l'amour à son psychanalyste Nacht. Il a entendu Nacht lui dire: je vous regarde comme un biologiste regarde un microbe sous la lamelle du microscope. Alors, on comprend ensuite pourquoi Béla Grimberger a écrit sur le narcissisme et sur la nécessité de préserver le narcissisme de son patient. Alors voilà ce que je voulais répondre à Salvatore Rousseau, que la neutralité, elle est au fond une neutralité de base, c'est-à-dire de ne pas ajouter à l'excitation avec éventuellement un excès de bienveillance ou un excès d'amour. Et cette idée de Dennis Braunschweig qu'un excès de bienveillance pouvait déclencher une réaction thérapeutique négative, c'est sans doute parce qu'il y a eu un excès d'excitation apporté par cette bienveillance. Et qu'il faut de la bienveillance de base, mais il ne faut pas forcément la manifester par des manifestations qui seraient trop facilement interprétées comme une excitation ou des sentiments, disons, trop positifs de la part de l'analyste. En tout cas, merci Salvatore Rousseau. Alberto, tu volevi aggiungere qualcosa a quello che già si sapeva avresti detto? No, cosa vuoi dire? No, questa faccenda della neutralità è un punto assolutamente importante e credo che Paul Denis abbia detto appunto la cosa fondamentale, che è questa di riuscire a mantenersi su un livello che non aggiunge e non toglie eccitazioni, no? Questo è un elemento assolutamente fondamentale della neutralità. Però appunto da questo punto di vista noi dobbiamo considerare non solamente ciò che è il messaggio, come dire, cosciente o preconscio, il quanto noi manifestiamo del nostro atteggiamento, ma il quanto c'è di trasmissione inconscia
tra noi e il paziente, nei doppio senso dal paziente a noi e da noi al paziente, e quindi lì essere coscienti di che cosa sta succedendo in eccesso oppure in difetto di eccitazione è un punto fondamentale per mantenere la neutralità e non è affatto facile. Posso dire una cosa? Rapidamente. Sì, io non volevo dire che quello che dice Alberto è ovvio, perché io imparo sempre nuove cose e vorrei non essere frainteso, e anche da te Patrizio. No, Però no, a per dare la parola Denise ad vorrei Alberto. dire una cosa. Io penso che quando un paziente ti fa paura perché ha un coltello in mano e te lo vuole infilare nella pancia, non è necessario chiamare i carabinieri o il 118 e farlo internare in clinica, perché io mi sono fatto l'idea che la paura che suscita in me è una paura che ha lui di se stesso. Ora non glielo posso interpretare in 3 secondi senza prendermi la coltellata, però posso bypassare questa situazione dicendogli: Beppi, un nome a caso, Giuseppe, lei mi vuole fare spaventare, vero? Mi vuole fare paura. E il paziente molte volte si ferma perché coglie che la paura è sua e butta via il coltello. Ovviamente uno però lo dovrebbe fare con vicino a qualcuno che lo difende, se questo soprattutto è giovane e robusto. Con il bambino è più facile perché se anche mi tira addosso qualche cosa, bene o male, e volevo dire che io ritengo che l'analista, anche se anziano, io sono anziano, deve poter ancora giocare con i suoi pazienti come si gioca con un bambino. In questo senso a me piace pensare di essere un po' infantile. E quindi posso anche essere un po' analfabeta, conoscere meno le parole raffinate che usa Freud, Winnicott, Taus, tutti quelli che si sono occupati di paranoia. Grazie comunque. Io la volta che ho provato veramente la più grande paura durante tutti gli anni di lavoro è stato con un bambino molto piccolo. Credo di non aver mai sperimentato così grande la paura quanto me l'abbia fatta vivere lui in un momento in cui mi presentava la sua paura. E ovviamente lui non era pericoloso per me, era uno scricciolino, però quello che è successo per me è stata la più grande esperienza di paura in tanti anni di lavoro. Aggiungerei che la collega Alessandra Macchi diceva che è importante sottolineare la differenza tra neutralità, che è ben difficile da raggiungere, e astinenza, che se invece vengono confuse rischiamo di non capirci. Siccome abbiamo ancora un po' di tempo, abbiamo 2 interventi ai quali poi mi aggiungerei anch'io se ci rimane tempo. Volevo chiedere alla nostra traduttrice se desidera fare qualche minuto di riposo prima di andare oltre. Dunque, doveva essere previsto fino all'1:15, mi pare, quindi se volete qualche minuto ci fermiamo e poi ci saranno Franca Munari e Marco La Scala. Ok, allora ci interrompiamo qualche minuto giusto per prendere una boccata d'aria e un bicchiere d'acqua, non un altro caffè. Aspettiamo un attimo i nostri 2 oratori e poi la parola sarà a Franca Munari, per cui se ti prepari Franca partiamo subito. Appena tornano. Tutto bene, aspettiamo che ricompaiano.
Eccoci, allora la parola a Franca Munari. Innanzitutto grazie per queste relazioni così ricche e così complesse, sarebbero tantissime cose da poter discutere. Però cercherò, e siccome nel tempo ovviamente le cose sono diventate sempre più complesse anche nella mia mente, spero di riuscire a dire una cosa ragionevolmente coerente. Allora, la prima questione che mi ha colpito è questa di questa considerazione di Paul Denis, per cui l'avvento del superio è per noi correlato a quello del soggetto, che è una questione che mi sembra molto di grande importanza. Un po' di anni fa Marco Lascara ed io scrivemmo un lavoro sulla vergogna relativamente alla quale dicemmo più o meno la stessa cosa, nel senso che la vergogna, ma addirittura i suoi precursori, cioè angoscia dell'estraneo e quella che è per Spitz, l'ispezione doganale, eccetera, erano i precursori, secondo noi, di questo costituirsi del soggetto, nel senso come riconoscimento e percezione di sé, in una qualche misura. Il superio, per come io me lo rappresento, è una questione molto più complessa da un certo punto di vista, perché presuppone anche tutta una questione delle identificazioni nel suo strutturarsi, quindi qualcosa di molto complicato. E comunque l'accento qui mi pare soprattutto sulla responsabilità nei confronti dell'oggetto, da un certo punto di vista, cioè come se in un certo senso si dicesse che il soggetto si costituisce nella misura in cui si assume una responsabilità nei confronti dell'oggetto, prima ancora che di se stesso, come invece in fondo pensavamo quando avevamo posto la vergogna come primo evento affettivo, emotivo, strutturante, una percezione di sé. E questa insomma è una cosa che mi piacerebbe un po' muovere, insomma, da tanti punti di vista. L'altra questione che invece ha più a che fare con il discorso di Alberto è quella del bisogno, nel senso che io in un modo secondo me un po' avventato e che mi lascia sempre perplessa quando ci ripenso, scrissi in un lavoro che secondo me il primo motore di ogni cosa è il desiderio. Di ogni cosa, di ogni elemento psichico proprio, anche dello strutturarsi stesso delle pulsioni. E quando dico questa cosa ho sempre delle perplessità relativamente a questa mia affermazione, anche se poi, proprio pensando a quel discorso che ha ripreso anche Paul Denis a proposito dell'appoggio, e cioè dell'appoggio reciproco del pulsionale con l'istintuale, mi sembra una questione di grandissimo significato, nel senso che io credo di aver detto quella cosa che poi mi sembra che mi torni in certi momenti e poi in altri sono più perplessa, proprio relativamente a questo aspetto del doppio sostegno che si devono dare, pulsionale e istintuale, che è un po' il discorso che fa anche Lina Balestieri, che mi sembra una questione molto importante, che difatti propone di tradurre lei in francese Dan Lennon con appui anziché come étayage, che mi sembra in italiano non esiste tutto sommato se non sostegno reciproco fra i due elementi, però insomma anche questa mi sembra una questione questa del desiderio, non solo come capitalista del sogno, ma anche come motore di tutta una serie di questioni che se non altro forse mi pare una cosa sulla quale riflettere. Grazie. Paul, vous voulez? Oui. Oui. Oui, je peux répondre brièvement. Bon, d'abord, je suis globalement tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Franca Munari, et en particulier la question de la honte. La honte est un affect narcissique, hein, et en ce sens, c'est un bon indicateur de l'existence d'une sorte de perception de soi-même. Hein. Et je crois que ce qu'elle a dit là est tout à fait important. La honte sur son versant narcissique et la culpabilité
quand la dimension objectale a permis la constitution de ce qui est véritablement un surmoi. Avant, on a beaucoup plus affaire à des imagos qu'à des instances proprement dites. Mais c'est un autre article, enfin, ce serait un autre sujet. En tout cas, merci Franca. Grazie a te. Alberto? Microfono? Se vuoi intervenire devi aprire il microfono. Scusa, non l'avevo visto. No, credo che il punto sollevato da Franca Munari sul superiore sia un punto assolutamente importante. Qui non ne abbiamo parlato, nonostante che Paul ne abbia indicato l'aspetto potenzialmente desoggettivante delle dinamiche del superiore, ma certamente credo che meriterebbe un incontro a sé stante proprio per studiare le dinamiche delle identificazioni, quanto queste portano e entrano nella costituzione del superiore e quanto il superiore in se stesso possa inglobarsi o estraniarsi, diciamo, dal soggetto. Questo è un punto che implica dopo anche la responsabilità con l'oggetto. Credo che sia un punto sul quale tutti dobbiamo riflettere e ringrazio di aver portato l'attenzione su questo aspetto qui. Prego. Marco La Scala. Bene, anch'io ringrazio tutti e due i relatori, Paul Denis e Alberto Semi, per queste bellissime relazioni che aprono tanti spunti per la ricerca. E il titolo della giornata metteva l'accento sia sul soggetto che sull'oggetto, ma anche sui tramiti, su ciò che passa tra il soggetto e l'oggetto e anche su come passa, cioè sui tramiti fra due esseri umani. Dunque abbiamo a questo proposito che Freud ci ha sempre pensato, e anche nei suoi schemi grafici, gli ovoidi o patatoidi che siano, Freud ha sempre fatto un buco sul perimetro della frontiera dell'apparato psichico. Nel 22 questo buco è a destra e ci sono due barre che fanno proprio vedere come un flusso che dall'esterno entra dentro l'interno. Nello schema della sessualità ancora nell'895 ha diviso l'apparato psichico dall'esterno, dando tutta la sua importanza al tramite tra il dentro e il fuori attraverso l'azione specifica. Nel ovoide patatoide del 22, del 32 mi pare, invece il buco è sotto, va a finire sul corpo. Quindi Freud ha sempre avuto in mente sia l'unitarietà del sistema psichico e quindi l'azione specifica che va a costituire il narcisismo, costituendo quell'unità fra il dentro, quella linea che unisce e divide il dentro dal fuori. Ma io vorrei porre anche l'accento sulla permeabilità. Visto che ci sono questi posti di passaggio, la permeabilità è una condizione importantissima, perché è una permeabilità sia tra l'interno e l'esterno, quindi interpsichica, ma anche intrapsichica. Ciò che passa può essere interpsichico, può essere interindividuale e può essere intersoggettivo. Sono tre vie che vanno a definire situazioni, io credo, abbastanza diverse. Semi, ho apprezzato molto che definisse
l'individuo sulla base dell'identità di percezione. Perché la percezione, se non ha un rivestimento psichico, rimane una cosa e ognuno ha la sua cosa. E siamo proprio in un ambito in cui due individui si avvicinano, ma non hanno né una dimensione interpsichica né intersoggettiva, perché la devono costruire. Quindi, per quanto riguarda Alberto Semi, ho trovato molto interessante che con coraggio definisca il bisogno di pensare. Perché il bisogno di pensare fa sì che in qualche modo l'individuo abbia bisogno di soggettivarsi, che l'identità di percezione abbia bisogno di un'identità di pensiero. Ma per raggiungere un'identità di pensiero è necessaria l'appropriazione simbolica. E l'appropriazione simbolica è una questione intersoggettiva o interpsichica. Ecco, quindi credo che l'utilità che mi ha dato il suo lavoro sia proprio quello di riflettere su questi rapporti tra identità di percezione e identità di pensiero, ma anche sul bisogno che l'essere umano ha creativamente di appropriarsi simbolicamente per arrivare a costruire delle rappresentazioni. Ecco, questo è, e spero di aver capito bene il suo lavoro. Ciò nonostante, pur essendoci questo livello di costruzione simbolica e soggettivante, resta il fatto che sull'ambito percettivo ognuno è chiuso nel proprio mondo che non sempre è del tutto apribile, e quindi ci sono delle dimensioni autoctone che devono essere che sono solo parzialmente riconoscibili. Invece Paul Denis, a Paul Denis vorrei chiedere, mi sembra che l'aspetto economico che hai messo in evidenza così bene non sia ciò che determina la topica. Cioè che la topica psichica sia legata a una possibilità di investimento di energia che crea una permeabilità tra le stanze e fra il dentro e il fuori, oppure se la quantità del trauma è troppo forte, si crea invece un controinvestimento energetico che crea delle barriere psichiche. E dunque alla fine le barriere psichiche definiscono la psicopatologia attraverso la scissione che è tra interno ed esterno, ma che è anche tra interno ed interno, e quindi ha questa unitarietà che si vorrebbe dell'apparato psichico viene in una qualche maniera persa, perché la permeabilità è persa, perché il controinvestimento la blocca, e come effetto paraeccitatorio. Quindi controinvestimento, paraeccitatorio, che definiscono una topica sulla base di scissioni, dinieghi, emozioni e quant'altro. Ringrazio tutti e due ancora, mi fermo qua. Aveva chiesto di intervenire anche Maria Grazia Capitanio, ma poi ha desistito, forse vista l'ora. Se non ha cambiato idea e quindi rinuncia a porre le sue domande, io rinuncio a intervenire. Mi sarebbe piaciuto porre, ne avrei tante questioni, però una in particolare ci tenevo, ma mi pare che sia piuttosto tardi, per cui proporrei che i due relatori, rispondendo a Marco La Scala, poi si prendessero anche
del tempo conclusivo per dire un pensiero finale e poi ci saluteremo. Paul, à toi. Alors, merci Marco Lascala d'avoir mis en avant, au fond, cette idée de perméabilité. Je crois que ça mériterait vraiment, je crois, toute une réflexion sur cette question de perméabilité par rapport justement à l'intersubjectivité et aussi par rapport à la façon dont les enfants adoptent les comportements de tels de leurs parents, tels de leurs camarades. Ça renvoie sans doute à la question de l'imitation aussi, bien développée par Gadini autrefois, et qui est une notion tout à fait importante, hein, et c'est un mécanisme, en tout cas, l'identification qui est très présent pendant toute, non seulement pendant toute l'enfance, mais pendant toute la vie. Hein. On voit des gens qui imitent leur analyste toute leur vie et qui portent le même nœud papillon que celui qu'ils portaient. Alors, mais d'une certaine manière, la perméabilité, c'est autre chose que l'imitation, c'est absorber malgré soi. Il y a une notion qui a été développée par dans Anthropologie du geste, qui est la notion d'intussusception, c'est-à-dire le fait d'absorber quelque chose sans même se rendre compte qu'on l'absorbe. Et je crois que cette notion d'intussusception est proche de la notion de perméabilité telle que Marco Lascala la voit. Alors, le rapport que tu as soulevé, Marco, entre topique et économique, je pense que la topique est une héritière, la topique est l'héritière d'un jeu économique. C'est-à-dire que, de même que Freud disait que le moi était le résumé des amours du ça, eh bien, je crois que la topique moi et sur moi résulte des amours du ça, c'est-à-dire résulte des investissements qui ont été faits, investissements objectaux, protecteurs, pervers et de tous ordres. Et cette topique harmonieuse ou moins harmonieuse est effectivement le résultat de toute une série d'investissements successifs qui ont laissé des représentations gardant une force organisatrice pour le fonctionnement psychique. Alors, un mot de conclusion. D'abord, j'ai eu énormément de plaisir à cette matinée, très plaisir à répondre à toutes les interventions qui m'ont toutes énormément intéressé. Merci à Alberto Semi et surtout merci à Patricio Campanile et à tous les organisateurs de cette journée de m'avoir fait l'honneur et le plaisir d'y participer. Voilà, merci, merci a tous. Alberto. Per quanto mi riguarda, intanto mi associo ai ringraziamenti. Naturalmente sono stato molto interessato e sarei incuriosito di passare delle giornate con Paul Denis per continuare a discutere, ma credo anche che il senso di queste nostre giornate narcisisticamente lo posso vedere collegato all'osservazione che facevo relativa al bisogno di pensare. Cioè, in fondo, se ci troviamo e ci troviamo a discutere è perché abbiamo questo bisogno e ci è necessario farlo assieme a degli altri. E credo che qui Marco Lascala abbia sottolineato assolutamente in maniera importante il fatto che la permeabilità che è tra dentro e fuori il soggetto, però è anche intrapsichica, la permeabilità implica il fatto che il bisogno di pensare va soddisfatto da qualcun altro. Ecco, credo che ringrazio da questo punto di vista Marco che ha sottolineato questo aspetto. Io volevo concludere solamente con un'osservazione, cioè
secondo me, ma dico secondo me, cioè è una questione, quello che è difficile per noi, che forse siamo comunque inevitabilmente europei, con una storia alle spalle e via di seguito, quello che è assolutamente difficile è pensare l'individuo. Se si pensa nella storia, per esempio, del pensiero, non è un caso che dopo Cartesio, che evidentemente aveva proposto un individuo diviso in due, ci sia stato un momento in cui nel 600 Leibniz da un lato, Spinoza da un altro, si sono posti questo problema di come pensare l'individuo in una maniera completa e complessa. Credo che questo sia poi man mano stato un problema della nostra cultura, e che quindi da questo punto di vista noi possiamo vedere anche la psicoanalisi come l'estremo punto a cui siamo arrivati per riuscire a pensare contemporaneamente appunto l'individuo e la soggettività come espressione migliore, massima dell'individuo. Credo che questo sia un aspetto che rivela il fatto di quanto sia difficile per ciascuno di noi pensarsi, ecco, pensarsi come individuo, mentre è molto più, come dire, spontaneo pensarsi in relazione a. Ecco, credo che mi fermerei solamente su questo, e vorrei dire che proprio per questo il mio richiamo a Guglielmo di Occam non era casuale, cioè era a economizzare, nel senso di dire possiamo fare tanti pensieri, tanto diversi, eccetera, eccetera, ma poi conviene fissarsi su uno e vedere come si fa a elaborare quello. Ecco. Quindi a aggiungere spessore ai concetti, non buttarli via. Grazie. Dunque, nella chat, come vedete sullo schermo, stanno arrivando un sacco di messaggi di ringraziamento, di cui mi faccio interprete innanzitutto con Paul Denis e Alberto Semi, ma credo che sia una buona cosa essere grati a tutti, perché la riuscita di un incontro è basata sulla partecipazione, sui contributi, e in questo caso andiamo via, io almeno, con tantissime domande, questioni aperte che richiederanno altro lavoro. Qualcuno, Roberta, ha evocato il nostro possibile incontro di fine anno su psicologia delle masse e analisi dell'io. Mi pare che ci siano numerosi elementi di ciò di cui abbiamo parlato oggi che potranno ispirare contributi e orientare quella giornata. Ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio chi ha pensato questa mattinata in alternativa o comunque come traccia del nostro mancato, ahimè, colloquio quadriennale. Ringrazio anche tutti quelli che hanno lavorato concretamente per la realizzazione, comprese le persone come la nostra segretaria amministrativa Alberto Batticciocco e ovviamente la traduttrice Lorella Forcella, perché senza il loro contributo tutto questo poi non sarebbe possibile. Se Patrizia vuole lei salutarci alla fine, visto che è in fondo questo una propagine del loro lavoro di 4 anni, e credo che sia una buona cosa. Solo comunque un ringraziamento proprio a tutti quanti, un ringraziamento specifico per ognuno e generale a tutti i partecipanti, quindi siamo molto contenti, credo anche come esecutivo ex esecutivo della riuscita della giornata, e ringraziamo l'esecutivo attuale che ci ha permesso questa realizzazione.
Allora un abbraccio a tutti e spero che ci rivedremo di persona prima o poi, sarebbe molto importante. Contando su veri abbracci, alla prossima. Certo. Va bene. Arrivederci, merci Paul Denis, à la prochaine. Au revoir et merci, merci encore. Hein. Merci Paul, au revoir. Arrivederci a tutti. Ciao a tutti. Grazie, Ciao, ciao. ciao, grazie.